Sulla erosione costiera nell'Agrigentino interviene oggi l'Ordine degli Architetti con un comunicato del presidente Lamendola che afferma come sia necessaria una revisione globale del sistema di protezione delle coste fondata su approfonditi studi meteomarini, impedire lo scarico a mare delle acque reflue non depurate, la pesca a strascico, rigenerare le praterie sommerse di posidonia oceanica, rivedere il sistema di pennelli e barriere frangiflutti a protezione delle coste, alla luce di approfonditi studi meteomarini. E questa è la ricetta proposta dagli architetti di Agrigento per arginare il fenomeno dell'erosione che interessa la costa agrigentina, che va da Portopalo di Menfi fino a Licata per una lunghezza complessiva di oltre 140 chilometri. Lunghi tratti di questo magnifico litorale sono purtroppo sottoposti a fenomeni di erosione, alimentati soprattutto dalle correnti marini di ponente, così come di Libeccio e di Scirocco. La causa dell'erosione, afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola, è da attribuire alle attività antropiche non sempre realizzate a seguito di approfonditi studi meteomarini nel rispetto delle regole più elementari per scongiurare l'inquinamento del mare. Ad esempio, le infrastrutture portuali del litorale agrigentino riducono notevolmente la deriva litoranea da ovest verso est, escludendo ampi tratti di una ridistribuzione naturale di materiali detritici elaborati dal mare. Inoltre le spiagge, continua Lamendola, anche quelle protette dalle correnti principali di ponente con pennelle e barriere frangiflutti, rimangono spesso esposte alle onde prodotte dai venti di Scirocco e di Libeccio che, pur spirando con minore frequenza e intensità, determinano una continua erosione della costa, non potendo rimuovere di certo le tante opere antropiche che hanno determinato nel tempo l'attuale quadro erosivo. Continua Lamendola, le attività oggi praticabili sono di due tipi: interventi urgenti a breve termine consistenti nella realizzazione di scogliere di protezione dei tratti di spiaggia aggrediti dall'erosione, indispensabili ma non risolutivi delle criticità alla radice; le attività a medio termine supportate da studi meteomarini specialistici che possono essere sintetizzate, come già detto. Ci fa piacere, conclude il presidente degli Architetti, registrare l'impegno del governo regionale al fine di intercettare le risorse necessarie all'adozione di interventi a breve e a medio termine che potranno alimentare le politiche sopra richiamate, sempre più indispensabili per arginare il fenomeno dell'erosione costiera che rischia seriamente e irrimediabilmente di compromettere la bellezza del nostro litorale.